Sono stato molto amareggiato e diciamo che io ero abbastanza amico del signore e questo signore era una brava persona, seppur aveva anche lui i suoi problemi, però era un bravo uomo e molto lavoratore. Siamo stati tutti quanti sconvolti da questa storia perché non ce l'aspettavamo. Al bar Porta Fortuna, all'esterno del quale la sera del 23 settembre Renato Fava potrebbe essere stato aggredito e picchiato, tra gli avventori c'è incredulità. Il 62enne lo conoscevano un po' tutti, chi più chi meno, incrociandosi casomai a mezzogiorno o la sera a bere qualcosa. Tutti concordano nel descriverlo come un uomo mite che non dava in escandescenze e non cercava guai. Non era uno che piantava baruffa, non era uno che andava a cercare rogne. Ho saputo che che era in ospedale e io speravo che potesse ancora salvarsi, mentre il giorno dopo ho trovato le sorelle che sono venute al bar dove di solito andava lui per confrontarsi e mi hanno detto che non c'era niente da fare, ma il giorno dopo era già morto. Difficile pensare a una rapina, soldi con sé Fava generalmente non ne aveva. Impresario edile con il padre in gioventù, si arrangiava ora con qualche lavoretto. Aveva mani d'oro, dicono gli amici, per lavorare con marmi, piastrelle, ma aveva anche un'esistenza complicata. Non aveva di fatto una casa. Per mesi aveva dormito qui, nei garage dell'ex supermercato di via Carducci, ora in disuso. Si spostava a piedi al bar auto, quando riusciva andava a cenare a Sant'Andrea, al bar trattoria gestito da dei cittadini cinesi, nulla di più. I carabinieri hanno visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza del bar Porta Fortuna. Quello che si sa di quella sera è che era con un amico e che è stata una donna a prestargli poi soccorso. Ma quando è arrivato in ospedale la situazione era ormai gravissima e dopo 5 giorni di agonia si è spento, lasciando ai familiari, le sorelle, l'anziana mamma, i cognati e i nipoti dolore e interrogativi.